Ruspe in azione in via Anelli a Padova, l'abbattimento della palazzina del Bronx nel complesso Serenissima. È una giornata storica, dice il sindaco Sergio Giordani. Razzie senza fine in tutto il Veneto, la rabbia delle vittime, la reazione sui social, la psicosi, la guerra ai ladri stasera, i riflettori di Ring puntati sull'incubo furti. Cordoglio di Mestre per la morte del 67enne ex sindacalista trovato senza vita ieri sul Grappa dopo giorni di ricerche. Fatale un errore di percorso che l'ha fatto precipitare. Si nascondeva in Cadore dove era perfettamente inserito nella comunità, ma sulla sua testa da 10 anni pendevano numerose accuse legate alla contraffazione. 45enne cinese arrestato dalla polizia. Amministratore vicentino di una società ricarica i conti di gioco per le scommesse online con i soldi non dichiarati al fisco, denunciato dalla finanza. Torneranno stasera in Italia le Pantere dell'Imoco Volley, laureatesi campionesse del mondo ieri in Cina, un'impresa storica festeggiata dalla città e dai tifosi giallo-blu. Ieri in centro a Treviso la tradizionale accensione dell'albero di Natale, una festa diventata un vero e proprio rito collettivo con le luci dei telefonini. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buon inizio di settimana, una settimana che inizia a Padova con una giornata definita storica dal sindaco, dall'amministrazione comunale, ma anche dai tanti residenti che hanno assistito e stanno assistendo all'abbattimento con le ruspe della cosiddetta palazzina del Bronx in via Anelli. Allora sta seguendo per noi questa importante momento per Padova Valentina Visentin, allora che ci racconta un po' come sta andando, come è andata questa mattina. Valentina. Sì, buongiorno da Padova, dove è in corso la demolizione del complesso Serenissima di via Anelli. Un giorno storico, è stato definito così dai tanti residenti che sono accorsi per vedere le ruspe in azione. Un paio di mesi e le palazzine verranno completamente rase al suolo, una cerimonia ufficiale con il sindaco Sergio Giordani, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, questore, prefetto e anche il vice ministro dell'interno Matteo Mauri, che appunto ha ringraziato la cittadinanza ma anche tutte le istituzioni che hanno portato a questa grande operazione di cambiamento, un'operazione che è di rinascita per il quartiere. Sono ruspe che costruiscono, ha detto l'assessore Micalizzi, ricordando l'impegno del comune a costruire la nuova questura proprio nel luogo dove una volta spacciatori erano protagonisti tra le mura appunto del complesso Serenissima di via Anelli. Diciamo tanti cittadini emozionati e anche vecchie figure della politica padovana, che è presente qui l'ex sindaco Giustina Destra, che ha voluto assistere a questa giornata importante per via Anelli. Poi il questore insieme al vice ministro è andato a inaugurare il nuovo ufficio immigrazione poco lontano da via Anelli. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Questa sera dunque vedremo le operazioni di abbattimento, sentiremo anche le voci ovviamente dei presenti. Intanto nella Marca trevigiana si registra un'altra tragedia purtroppo della strada, uno schianto ieri pomeriggio a Nervesa della Battaglia, a perdere la vita travolto in scooter da un'auto un papà di 49 anni. Il suo secondogenito era nato appena un mese fa e lui lavorava con il sogno di poter far venire in Italia tutta la famiglia, la moglie ed i bambini, 1 mese e 10 anni, rimasti in Marocco. Un sogno tragicamente interrotto nel tardo pomeriggio della domenica dell'Immacolata. Abdellatif Radouani, 49 anni, marocchino, stava rincasando a Nervesa della Battaglia dopo aver finito il turno di lavoro. Era in sella ad uno scooter. È stato travolto da un'auto che svoltava per entrare in un distributore di benzina. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 49enne, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti a Nervesa con l'elicottero. L'uomo è morto. Le ricerche di Paolo Tramontini, il 67enne di Mestre scomparso da martedì scorso in Val Brenta, si sono concluse purtroppo tragicamente ieri con il ritrovamento del corpo. La segnalazione dei 2 escursionisti che avevano visto il corpo senza vita di un uomo appunto è stata decisiva. La squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che stava partecipando alle ricerche, si è mossa verso il luogo indicato. Sul posto è giunto anche l'elicottero di Verona. La salma è stata ricomposta, imbarellata e spostata dai soccorritori di una ventina di metri in un luogo dove, aperto uno spiazzo tra la vegetazione con la motosega, l'elicottero ha potuto recuperare
appunto il corpo con un verricello di 30 metri. Da una prima ricostruzione, seguendo un percorso errato, il 67enne, non si sa se per un malore, è precipitato per una quindicina di metri da un salto di roccia, finendo su un albero. Grande il cordoglio a Mestre, appunto perché era molto noto Tramontini per la sua attività in passato di sindacalista. Nel Bellunese invece adesso, dove Tiziana Bolognani ci racconta un'operazione della squadra mobile della polizia che ha rintracciato un cittadino cinese di 45 anni che era perfettamente integrato nella comunità, peccato che sul suo capo pendessero diverse accuse. Tiziana. Buongiorno a voi. Sì, il mago dei Rolex falsi è stato arrestato dalla squadra mobile di Belluno sabato scorso e questa volta per lui si sono spalancati i cancelli del carcere di Baldenic. Su Zhu Xiaoping pendeva una condanna a 4 anni e mezzo per reati che vanno dalla ricettazione alla contraffazione di merci. Gli uomini della mobile lo hanno fermato all'Ozzo di Cadore. Il 45enne lavorava a Calalzo nel bar gestito dalla moglie e in centro Cadore si era rifugiato dopo le condanne per fatti accaduti nel 2008. Nel mese di luglio di quell'anno l'uomo venne fermato dalla polizia mentre saliva in Cadore con la sua auto e all'interno trovarono un campionario di orologi di fascia alta, ma tutti rigorosamente falsi, 207 pezzi fra Rolex, Bulgari e altri marchi di moda. Ma come riferisce la polizia non era la prima volta che Xiaoping finiva nei guai. In precedenza nel 2005 a Napoli l'uomo venne fermato per resistenza pubblico ufficiale. Da lì in poi il 45enne si spostò al nord, prima sulle spiagge di Jesolo a vendere merce contraffatta, poi lungo il litorale della Riviera Romagnola e infine a Longarone. L'ultima sentenza passata in giudicato emessa nei suoi confronti è del 2017 e per il mago dei Rolex falsi ora la latitanza è finita. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Adesso invece un imprenditore vicentino nei guai, lo ha scoperto, lo ha pizzicato la Guardia di Finanza. Sentite perché. Un 34enne di Roana è stato segnalato dall'Agenzia delle Entrate dopo un controllo da parte dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. L'uomo, amministratore di un'azienda di Asiago operante nel settore della ristorazione, prelevava denaro dalle casse della SNC per far fronte alle ricariche del gioco online. Il giocatore incoerente infatti dimostrava di avere un conto corrente non tale da permettersi 300.000 euro da spendere al gioco in un triennio. Anche il controllo amministrativo effettuato nei confronti della società, che contabilmente mostrava un valore di cassa attivo, faceva invece emergere come la stessa fosse in realtà in sofferenza. Di nuovo a Padova adesso invece per il sospetto che ci sia un piromane in azione. Cassonetti e cestini dati alle fiamme in città. In 48 ore 5 episodi, l'ultimo in via Landucci, quartiere San Paolo, verso l'ora di pranzo di domenica. I vigili del fuoco sono accorsi per spegnere un rogo. Sabato erano intervenuti in altri 4 incendi, tutti in centro storico tra via Belludi, via Giustiniani, via Loredana e via San Massimo. Vista la frequenza e la vicinanza degli incendi, il sospetto è che ad agire sia un piromane. I carabinieri invitano a segnalare in caso qualcuno notasse qualcosa di strano o avesse visto qualcosa prima dei roghi. Intanto a Padova l'aria sta sempre peggio, 4 giorni consecutivi di aria inquinata dalle polveri sottili e da domani, dunque fino a tutto giovedì, semaforo arancione, ovvero fermi i veicoli diesel fino alla categoria Euro 4. Da martedì 10 a giovedì 12 dicembre compreso si fermeranno a Padova anche gli autoveicoli con motore diesel Euro 4. Il PM10 ha superato per 4 giorni consecutivi il limite di legge di 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Lo segnala il bollettino ARPAV, con dati in grave peggioramento tra sabato e domenica, con valori di 65 e 73 microgrammi. Confermato lo stop di moto e ciclomotori a 2 tempi. Il provvedimento vige dalle 8.30 alle 18.30. Vietata per tutti i veicoli la sosta con il motore acceso. Legambiente, per voce di Lucio Passi, chiede misure strutturali per diminuire traffico e inquinamento. Certo, qualcosa è stato fatto, ma non abbastanza e non troppo velocemente, e alle volte in modo contraddittorio. Si pensi al caso della Prandina, in cui il sindaco ha previsto un parcheggio permanente che non farà altro che attrarre ulteriore traffico. Serve invece creare parcheggi scambiatori a basso costo in tutti i punti di entrata in città, dice Legambiente, serviti dai bus, e aumentare le tariffe di quelli più vicini al centro. Bisogna rilanciare il trasporto pubblico locale, finalizzando parte dei milioni di euro incassati con le multe degli autovelox, aumentando la frequenza delle corse dei bus.
E adesso parliamo della festa dei tanti tifosi, ma insomma è la festa dello sport veneto per la grande vittoria dell'Imoco Volley Conegliano, che si è laureata ieri in Cina, campionessa, la squadra campione del mondo per club. Le Pantere torneranno questa sera intorno alle 18:30, 18:45 in Italia all'aeroporto di Venezia. Attendele, ovviamente ci saranno i tantissimi tifosi. È stata una giornata storica quella di ieri, la vittoria sulle rivali turche e finalmente l'alloro di campionesse del mondo. Campionesse del mondo senza se e senza ma, le Pantere di Conegliano hanno conquistato la Cina e portato a casa un titolo che non parlava italiano da 27 anni, la prima volta in assoluto per una squadra veneta. L'Imoco Volley a Shaoxing ha conquistato il primo mondiale della sua giovane storia dopo essersi laureata campione d'Italia nel maggio scorso, una corsa inarrestabile resa ancora più micidiale dalla padovana Paola Egonu, in grandissima forma, che ha segnato la svolta dal secondo set dopo un inizio difficile contro le avversarie turche dell'ex Cibash, Istanbul. Occhi puntati sul duello tra Egonu e Tiana Boskovic, le due superstar del volley mondiali di nuovo di fronte in una finale iridata, stavolta con il club dopo Serbia-Italia del 2018 in Giappone, dove prevalsero le serbe. Una rivincita quella di Egonu che non ha lasciato scampo. 3-1 il risultato finale. Per le ragazze dell'Imoco una soddisfazione mondiale. Sono felicissima, ci siamo portate a casa questo mondiale, abbiamo combattuto fino all'ultimo, sono veramente orgogliosa di questa squadra, spero che vinceremo altre coppe ancora perché lavoriamo. Per coach Santarelli è il momento dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare tutto lo staff in toto e poi la società, perché se ci ha permesso di arrivare a un traguardo così importante è sicuramente indubbiamente dovuto a quello che ha fatto la società, quindi grazie a tutti, torniamo in Italia contenti e ci rimbocchiamo le maniche perché il cammino è ancora lungo. Nonostante l'impresa storica non c'è tempo per festeggiare o riposarsi. Giovedì ad attendere le ragazze del volley c'è una partita infrasettimanale a Perugia, l'occasione per abbracciare le Pantere domenica al Palaverde quando l'Imoco incontrerà la Reale Mutua Fenera Chieri. La festa dunque al Palaverde domenica, ma già ci sarà un assaggio, come dicevamo, questa sera quando torneranno le campionesse in Italia, in aeroporto. Dalla festa dell'Imoco a una cerimonia invece toccante, quella dei 5 soldati della Grande Guerra ritrovati durante alcuni lavori alla chiesa di Pero di Breda di Piave e che da sabato riposano, come è giusto che sia, nel sacrario militare di Fagarè. Guarda che fanti che arrivano i fanti. Un nonno con il nipotino, il passato ed il futuro che onorano con la loro presenza chi ha dato la vita per un mondo migliore. L'immagine più semplice, ma che meglio sintetizza il senso della cerimonia che ha portato al sacrario di Fagarè altri 5 soldati caduti nella Grande Guerra. Giovanni Buosi, Luigi Moro, Giovanni Romanello, Pietro Vido, insieme al capitano Umberto Buosi, hanno lasciato il pavimento della chiesa di Pero per riunirsi con gli altri 10.000 soldati ricordati nel mausoleo lungo la riva del Piave. Un percorso iniziato proprio dalla Chiesa che li ha accolti per oltre un secolo, con la celebrazione religiosa per le 5 casse coperte dal tricolore. Per rendere omaggio a dei giovani caduti nell'adempimento del loro dovere, nell'intento di donare alla loro e nostra terra libertà e pace. E nonostante sia passato un secolo dalla loro scomparsa sul Carso come nell'ospedale militare allestito a Castelfranco, a onorarli c'erano le loro comunità di Breda, San Biagio, Maserada, ma anche l'intera Marca Trevigiana e il Veneto, con vessilli e rappresentanti di associazioni d'arma. La preghiera nel canto degli alpini ha salutato l'uscita delle urne dalla chiesa che infine sono entrate, accompagnate dall'inno del Piave, nell'ala destra del sacrario, dove rimarranno futura memoria, quella di un bambino e i ricordi del nonno e della sua comunità. Sul
Suggestiva questa immagine finale, adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Torniamo a Padova perché, come da tradizione, a Padova l'8 dicembre si è celebrata la Madonna dei Noli. Le sirene dei mezzi di soccorso salutano la statua della Madonna di Piazza Garibaldi, quella piazza che un tempo veniva chiamata Piazza della Paglia o dei Noli, perché qui vi stazionavano le carrozze dei vetturini o nolesini, così chiamati perché svolgevano un servizio a nolo, una celebrazione molto sentita dalla comunità padovana. Dall'alto la statua della Madonna, omaggiata di fiori, protegge la città. A lei si è rivolto il vescovo Cipolla nel suo messaggio ai padovani in vista del Natale. Una riflessione anche sull'aumento del consumo di droga. Noi guardiamo sempre l'attenzione agli spacciatori e a chi vende, però dobbiamo guardare anche i consumatori. E quindi anche questa attenzione è un allarme che dobbiamo porre, vuol dire che c'è un bisogno si sta cercando qualche cosa che ancora non abbiamo trovato. Io lo vivo così, come quindi un'attenzione a guardare in modo più profondo alla nostra vita sociale, culturale, relazionale, perché qualche cosa deve essere completato. Un'altra tradizione, ma stavolta a Treviso, l'8 dicembre, è l'accensione dell'albero di Natale in Piazza dei Signori, che è diventato ieri anche una specie di rito collettivo. Stavolta ha fatto anche nevicare in piazza. Sì, un Natale straordinario, come sono straordinari i nostri cittadini che hanno avuto pazienza di aspettare questo spettacolo. Ed è stato davvero uno spettacolo Treviso nel pomeriggio dell'Immacolata. Un centro storico colmo di famiglie, con un fiume di persone che scorreva principalmente dal Duomo a Piazza Borsa. E qui il primo spettacolo l'hanno dato i bambini alle prese con i pattini sul ghiaccio sotto lo sguardo divertito dei genitori. Un vero colpo d'occhio quello sotto alla Torre dei 300, in un flusso continuo di pacchetti regalo, sbriciati nei negozi, qualche acquisto. Poi lo spettacolo della giostrina in piazza, letteralmente invasa da grandi e piccini. I secondi per l'immancabile giro in sella al cavallino, i primi, con la scusa di garantirsi la sicurezza dei nipoti, comunque aggrappati alla giostra e forse anche a qualche ricordo di infanzia. Poi il primo colpo di scena legato al tema della sostenibilità ambientale, con il ricordo di Vaia. L'anno scorso a quest'ora piangevamo gli alberi del Bellunese abbattuti da Vaia, quest'anno per rispetto abbiamo deciso di spingere la rinascita del bosco, ma con un Natale e con tutti gli eventi ecosostenibili. Ed ecco allora la foresta proiettata sui palazzi attorno alla piazza in un gioco di luci che ha davvero acceso l'atmosfera del Natale. Accendiamo musica di sottofondo che possa accompagnarci a questa accensione, accendete i nostri cellulari, fateci vedere questa enorme distesa di luci che in realtà non sono solo luci ma sono anzi i vostri desideri. Ed eccolo l'altro grande spettacolo di questa domenica di dicembre. Centinaia di lucette degli smartphone hanno creato un vero e proprio tappeto luminoso che si allungava lungo via Barberia e Calmaggiore, segno di una partecipazione dei cittadini all'avvio delle feste natalizie. È una città strapiena di gente contenta, di famiglie, bambini, nonni, e questo mi riempie i cori di gioia, mi riempie anche di responsabilità, perché vogliamo continuare a lavorare in questa direzione, che la città sia sempre più vissuta dai quartieri al centro storico. Oggi la città esplodeva, ma esplodeva di gioia. E di canti con il coro rigorosamente in bianco dei Doremissimi. La 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 la. Ah, a proposito, in piazza hanno anche acceso l'albero. Natale significa anche presepi, continua il nostro viaggio un po' in tutto il Veneto per vedere i vostri presepi, come ad esempio a Oderzo, una natività particolare realizzata dalla signora Bruna, e siamo in casa della famiglia Forner.
Questo presepio è stato realizzato a mano, fatto tutto all'uncinetto, una mia grande passione che avevo ancora quando ero piccola. Spero che vi piaccia, vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti da parte di Bruna e Albino. Arrivederci. Allora segnalateci la vostra natività con il tuo presepe, queste sono le indicazioni, redazione @antena3.it per scrivere una mail, mi raccomando se scrivete una mail segnate anche un indirizzo, un numero di telefono, descriveteci un po' com'è il vostro presepe, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340, se invece ci mandate voi un video del vostro presepe, ricordatevi ovviamente se avete uno smartphone di fare una ripresa in orizzontale, la qualità ovviamente sarà migliore. Adesso siamo alla programmazione di oggi, allora fra pochissimo c'è ore 13, allora in studio oggi cercheremo di capire il fenomeno preoccupante e grave della denatalità in Italia, lo facciamo con il professor Ivano Spano, sociologo dell'Università di Padova, e con Gianluca Straface e Barbara Mimmo del direttivo CA Comunicazione di Padova. Questa sera poi a 20:10, dopo il telegiornale di Treviso, politica ed economia in primo piano con l'onorevole Giantonio Darè, eurodeputato della Lega, e l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico. E poi Ringa alle 21:15 come ogni lunedì, e questa sera i riflettori, lo avete sentito nei titoli, sono puntati sull'allarme furti e rapine, Veneto sotto attacco, questo è il titolo di questa sera. E lo faremo con gli ospiti di Ferdinando Avarino, che sono Mario Conte, il sindaco di Treviso, Gio Formaggio, il sindaco di Albettone di Fratelli d'Italia, Cristian Demma, il presidente dell'associazione Furti in Corso, e Roberto Grigoletto del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Dopo un weekend con tempo stabile, la settimana inizia con una lieve instabilità su parte del nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì 9 dicembre. Sul Veneto avremo locali foschie in pianura al mattino, poi moderata variabilità con nuvolosità irregolare e saranno probabili anche alcune precipitazioni sparse e in genere di debole intensità in serata. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso, vedete il tempo risulterà a tratti instabile e dunque con qualche occasionale rovescio. Temperature minime tra 2 e 9 gradi, massime comprese invece tra 10 e 11 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove invece il tempo sarà più stabile con ampi spazi soleggiati. Temperature minime intorno a -1 grado, massime tra 6 e 9 gradi. Bene, dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.